Buonasera e bentornati con le informazioni di Telefriuli. In apertura del nostro telegiornale il bollettino sanitario che registra oggi 400 nuovi casi Covid. Su 6.133 tamponi molecolari sono stati rilevati 374 nuovi contagi con una percentuale di positività del 6,10%. Sono inoltre 16.565 test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 35 positività, 0,21%. Nella giornata odierna si registrano i decessi di 2 uomini, di cui uno di Gorizia 81 anni e uno di Trieste 86 anni, entrambi morti in ospedale. Le persone ricoverate in terapia intensiva risultano essere 17, mentre i pazienti in altri reparti sono 110. 15 casi positivi tra i dipendenti dei servizi del Servizio Sanitario Regionale, 4 tra gli operatori delle case di riposo. E i contagi nell'ultima settimana in Friuli Venezia Giulia sono cresciuti del 44% rispetto ai 7 giorni precedenti, quasi raddoppiata l'incidenza delle positività nella provincia di Udine. Cresce anche la percentuale dei ricoveri ospedalieri, più 77%, mentre sono 28.000 le persone che hanno aderito finora alla terza dose. Il Friuli Venezia Giulia in questo caso è al 15° posto nella classifica nazionale. Facciamo il punto della situazione in questo servizio. Il Friuli Venezia Giulia rimane in zona bianca, ma non accenna a fermarsi la risalita dei contagi. La regione è una delle 4 in Italia ad avere parametri alti di criticità e se la curva epidemiologica continuerà a crescere, il rischio di cambiare fascia prima di Natale è molto forte. Anche perché, oltre all'incidenza dei nuovi positivi su 100.000 abitanti, a preoccupare sono le occupazioni dei posti in area medica in terapia intensiva. Il Friuli Venezia Giulia è la regione con i dati peggiori, più 44% di contagi negli ultimi 7 giorni e un'incidenza settimanale di nuovi casi pari a 139,6. A pesare soprattutto la situazione di Trieste con 414 positivi su 100.000 abitanti, ma la crescita si registra anche a Udine dove l'incidenza è quasi raddoppiata nell'ultima settimana con 88 casi rispetto ai 56 di 7 giorni prima. Per andare in zona gialla, in base ai parametri stabiliti dalla cabina di regia del Ministero della Salute, non basta però l'incidenza. Il tasso di occupazione in area medica deve essere oltre il 15%, il tasso di occupazione in terapia intensiva deve essere oltre il 10%. Il Friuli Venezia Giulia è ancora al di sotto di questa percentuale per quanto riguarda i ricoveri ospedalieri, ma sono aumentati questi del 77% nell'ultima settimana. Infine un ultimo sguardo alla terza dose. La nostra regione si piazza solo al 15° posto con 28.842 persone che hanno aderito al terzo richiamo. Di questi 16.000 sono over 80, ovvero solo 1 su 6 in questa fascia d'età. Preoccupa la situazione sanitaria, l'abbiamo sentito in questo servizio a Trieste, ma anche sotto il profilo dell'ordine pubblico. Oggi ennesima manifestazione dei No Green Pass con 8.000 manifestanti provenienti anche da altre parti d'Italia. Ci sono stati attimi di tensione pochi minuti fa proprio all'ingresso di Piazza Unità d'Italia, dichiarata off limits per i manifestanti. Ci dice tutto Andrea Pierini in collegamento con noi. A te Andrea. Buonasera da Piazza dell'Unità d'Italia, adesso vi facciamo vedere il centinaio di persone che in questo momento stanno cercando di superare, vorrebbero entrare in Piazza dell'Unità d'Italia, ma Carabinieri e Polizia di Stato stanno facendo veramente un lavoro egregio, sono riusciti a contenerli, c'è stato qualche attimo di tensione, ma i manifestanti con grande sprezzo del pericolo, potremmo dire così, hanno deciso di mettere davanti le donne e anche qualche bambino a dimostrazione insomma della loro capacità, insomma della loro voglia del far male, del cercare di mettere in difficoltà le forze dell'ordine. Le forze dell'ordine però hanno reagito con grande competenza, con grande capacità. Ci sono stati dei piccoli attimi di tensione, qualche manganellata e poi la situazione è tornata alla normalità. In questo momento erano rimasti circa una cinquantina i facinorosi che vogliono provare a entrare in Piazza Unità, luogo interdetto dall'ordinanza del comune di Trieste, ma chiaramente le forze dell'ordine sono schierate e c'è anche il mezzo con eventualmente pronto ad aprire gli idranti lacrimogeni. Comunque in questo momento non verranno usati, non c'è la volontà di usarli perché appunto, come detto, i manifestanti hanno messo in prima fila donne e bambini. La situazione è tranquilla, in questo momento sotto controllo, ripetiamo, grazie al grandissimo lavoro di Carabinieri e Polizia, una giornata che è stata contraddistinta da un corteo che è partito alle 3, un corteo tutto sommato tranquillo e civile, poi degenerato
con questi pochi che hanno deciso di rovinare la giornata, e adesso verosimilmente con le riprese video scatteranno le denunce. Intanto vedete qua le bottiglie che sono volate durante i momenti di tensione, ma ripetiamo, tutto è stato perfettamente controllato dalla Polizia di Stato. Davide, se non ci sono domande io ti restituirei la linea, ricordando che comunque partiranno anche delle denunce penali verosimilmente. Grazie Andrea per quanto per il tuo reportage. Sappiamo che sei stato lì tutto questo pomeriggio. Se ci sono altre novità ti chiederemo nuovamente, puoi chiedercela tu direttamente la linea. Andiamo avanti con la cronaca. Buia piange la perdita di Michela Fabbro, 33 anni, trovata morta sabato scorso in un camper a Cesenatico, città dove si era trasferita. La donna, ispirata probabilmente in seguito a un malore. Michela Fabbro era originaria di Collosomano, frazione di Buia. Oltre ai genitori, Gianni e Laura, lascia anche una sorella. Ai familiari si stringe l'intera comunità, dove Michela, affettuosamente chiamata Smicchi, aveva frequentato le scuole dove la famiglia è conosciuta. Hanno servito da bere alcolici e superalcolici a 4 adolescenti non curanti della loro età. Dopo il ricovero ospedaliero causato ad una componente del gruppo, una ragazza, informata dei fatti dai carabinieri, la questore di Udine ha deciso di sospendere l'attività di un bar di Tarvisio per 14 giorni complessivi. La sanzione è scattata ieri mattina ed è stata eseguita dalla Polizia Amministrativa in collaborazione su segnalazione del nucleo operativo del radiomobile di Tarvisio, che ha accertato il consumo di sostanze alcoliche da parte di minorenni del luogo. Trasportava pesce avariato, finire nei guai un autotrasportatore lituano che è stato fermato dalla polizia stradale di Palmanova in A4 nell'area di servizio di Gonars Nord. Gli agenti, dopo aver notato una copiosa fuoriuscita d'acqua dal portellone, hanno proceduto al controllo documentale del trasporto merci deperibile, dal quale è risultato che il carico, consistente in 17 tonnellate di pesce e per un controvalore commerciante di quasi 200.000 euro, veniva trasportato a una temperatura di 0 gradi anziché meno 25. Immediati sono stati posti i sigilli al carico. Voltiamo pagina. Nello scorso mese sono calate del 40% le immatricolazioni delle auto in Friuli Venezia Giulia, con una diminuzione più pesante nella provincia di Trieste per la mancanza di semiconduttori. Una situazione che mette in allarme il comparto, come spiegherà in questa intervista Giorgio Sina, capogruppo regionale Confcommercio Auto. Per alcune imprese è stata addirittura riattivata la cassa integrazione del personale d'ufficio, ma c'è fiducia per il futuro in vista dell'elettrico, mentre nell'ultimo periodo si registra un boom di vendite dell'ibrido. Sentiamo Alexis Sabot. Un calo di immatricolazioni a ottobre pari a poco meno di 1.200 vetture rispetto a un anno fa. Anche il Friuli Venezia Giulia paga la carenza mondiale di microchip nel settore automobilistico. E questo blocca la produzione e quindi evidentemente non arrivano le macchine e non riusciamo a consegnarle. Stiamo vendendo, direi, abbastanza bene, però purtroppo non abbiamo le macchine, quindi quando si vende ma purtroppo non si può consegnare, non si fattura e non si margina, e i costi comunque ci sono e dobbiamo tenerne conto. C'è stato però un boom di vendite per quanto riguarda l'ibrido in quest'ultimo periodo? C'è stato un boom di vendite per quanto riguarda l'ibrido, perché l'ibrido comunque è una cosa intelligente, è un misto tra auto a batteria e con l'alimentazione tipica. C'è anche la possibilità, e lì è stato un po' anche il segreto, di avere il mild hybrid, che sono, direi così, degli ibridi che mantengono comunque la struttura dell'auto con benzina o diesel, anche addirittura, e in più si può utilizzare l'incentivo. L'incentivo aiuta le vendite anche in prospettiva futura per l'elettrico? L'incentivo aiuta le vendite anche in prospettiva futura per l'elettrico, sicuramente, perché l'elettrico ha bisogno di essere incentivato e sostenuto, anche perché ha un costo completamente diverso rispetto a un'auto normale. E ora ci trasferiamo a Codroipo, dove dopo 17 anni l'intero Medio Friuli ha la sua autostazione delle Corriere. Oltre 100 le corse al giorno per migliaia di utenti che usufruiranno di una moderna struttura costata più di 1 milione di euro. Una targa apposta davanti all'autostazione ricorda Girolamo Collavini, pioniere del trasporto pubblico locale in Friuli. Sentiamo.
È un percorso che tra l'altro ho iniziato io come assessore ai trasporti dell'allora provincia di Udine e che oggi è giunto al suo compimento. Come direbbe Vico, c'è un'eterogenesi dei fini, nel senso che ho dato il finanziamento e poi alla fine come sindaco ho realizzato l'opera che mai avrei pensato di inaugurare, visto i tempi che la burocrazia aveva imposto a questa importante edificazione. Siamo attaccati all'autostazione dei treni in un punto centralissimo di Codroipo, che è il comune più grande della provincia di Udine, ma soprattutto per i numeri che questa autostazione fa, che sono stati così declinati dal direttore d'esercizio di Arriva a Udine e che riguardano decine di migliaia di persone che affluiscono a questo importante manufatto. Io l'ho chiamato non solo centro intermodale ma intercomunale, perché dà l'idea che è un territorio che verrà servito da questa autostazione, perché Codroipo da sempre è un punto di riferimento per il Medio Friuli e quindi anche l'autostazione, che è molto vicina alla stazione ferroviaria, diventerà sicuramente uno snodo per il trasporto di quest'area. Chiudiamo con lo sport. Il Pordenone oggi è stato sconfitto dal Brescia per 1-0, domani invece è il turno dell'Udinese che ospita il Sassuolo, 5 punti nelle ultime 9 gare. Mister Gotti chiede ai suoi una pronta reazione in questo momento che è particolare, come lo sentirete? Ogni partita ha il suo carico di incognite, di opportunità. Questa, che è una delle 38 del campionato, arriva di sicuro in un momento particolare. Credo che si debba riuscire a far tesoro delle esperienze passate, ma con la capacità nello sport, con la capacità di resettare, di non stare tanto a guardarsi indietro, che non è un esercizio così utile, focalizzarsi su quello che bisogna fare domani. Mi aspetto una partita di Serie A con tutto il carico motivazionale che comporta, a prescindere dal presupposto a cui lei ha fatto riferimento, e poc'anzi dicevo che non dobbiamo aver bisogno della motivazione di quello che è successo prima per affrontare quello che dobbiamo fare al massimo domani. Non ci sono notizie all'ultima ora, io vi ringrazio per la vostra cortese e fedele attenzione e vi auguro buona serata, arrivederci.